Rubavano auto di grossa cilindrata in tutto il nord-est, in particolare tra il triestino e il veneziano, e poi le riciclavano nei paesi dell'est. La polizia di Trieste e il compartimento della polizia stradale del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la polizia slovena, ha messo le manette ai polsi di una banda di rumeni e moldavi. 9 gli arresti, 12 gli indagati, numerose le perquisizioni, 11 le auto sequestrate per un valore commerciale di oltre 60.000 euro. 6 mesi di indagine di questa lunga operazione nei confronti del sodalizio criminale specializzato nel furto e nella ricettazione di veicoli di marca BMW e Range Rover. Gli accertamenti sono iniziati nel marzo scorso, quando al confine triestino di Fernetti 2 auto di grossa cilindrata BMW non avevano rispettato l'ALT delle pattuglie della polizia stradale e della polizia di frontiera di Trieste, fuggendo ad alta velocità nella vicina Repubblica Slovena. Immediate le indagini dopo l'inseguimento, che hanno portato in fasi successive all'arresto dei corrieri delle vetture rubate che transitavano attraverso i valichi di confine in provincia di Trieste, nella vicina Slovenia, e destinate al mercato clandestino ungherese e moldavo. Infine le perquisizioni e l'individuazione e il fermo dei ladri e dei vertici dell'organizzazione criminale.